Si è discusso anche nelle settimane scorse della scuola libera antifascista, c'è stata questa polemica. Per voi cosa rappresenta il 25 aprile? È sempre stato un punto di svolta, almeno per il nostro paese. Penso che la polemica sulle scuole, sull'università che si era posta in precedenza non sia fondata, anche perché le scuole dovrebbero imporsi soprattutto su questo tema e quindi è una delle giornate più importanti, insomma, dell'anno, ecco, almeno per noi. Beh, è importante per l'unità d'Italia, insomma, eh, per mettere assieme gli italiani, spero, che siamo tutti di una stessa nazione. Si è discusso qualche settimana fa sul significato di antifascismo, se è sinonimo di libertà nella scuola. Ascolta, io veramente quando sento parlare in televisione questi dibattiti fascisti qua e là, nel 2023 mi sembra un'esagerazione, perché oramai è tutto passato nella storia e quindi penso che non si ripeterà una cosa del genere. Per me è una cosa straordinaria, perché il 25 aprile ha segnato una tappa nella democrazia e per la democrazia e per il progresso dell'Italia dopo lo schifo del ventennio fascista. Il valore è immenso, non si discute, non si dovrebbe proprio discutere del valore di questa data. Nei giorni scorsi c'è stata anche questa polemica che univa gli aggettivi antifascista e libertà nelle scuole. Secondo lei antifascismo e libertà sono sinonimi? Il fascismo, nelle scuole bisognerebbe insegnare la storia, i fatti storici così come sono accaduti, quindi di conseguenza i ragazzi capirebbero il vero significato, non le parole, voglio dire, al di là delle parole. Molto importante ovviamente perché rappresenta la nostra Repubblica. Fondamentale, importantissimo, e grazie al 25 aprile noi siamo libere. Ecco, la stessa cosa, credo di averla bevuto il significato di questa festa col latte materno, per cui io fra l'altro sono emiliana, vengo da una famiglia di un certo tipo, per cui il 25 aprile le garantisco che proprio in casa era una gran festa. Ecco, allora le chiedo, si è discusso nelle settimane scorse l'aggettivo antifascista nelle scuole, se è sinonimo di libertà. I giovani, secondo lei, capiscono questa parola, cosa significa veramente antifascismo? Secondo me sì. Secondo me se sono ben indirizzati sì, perché non dovrebbero capire? Io ho fatto l'insegnante, l'hanno sempre capita, sa? E ho fatto anche l'insegnante degli stranieri, ma per il piacere di stare con loro, lei pure, siamo colleghe, quindi ecco, l'hanno capito benissimo, che se poi lei mi chiede, andranno a votare oppure no? Su questo, allora, questo è un altro discorso, ma sul significato di questa cosa sì, l'hanno capita benissimo e alcuni la stanno vivendo proprio anche sulla loro pelle.